If I had the words, I'd ask you to save me from myself. I need some help, I need you to take me, I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign, chasing heaven but I'm never satisfied. Premio alle maestranze della Lux con le quali ho lavorato da anni. Sono veramente contenta in questo contesto di ricevere questo premio. Questo premio per me è molto importante. Le maestranze e il cinema, secondo me. Loro sono il tutto per il cinema, per la televisione. Senza di loro che facciamo? Fa molto piacere perché mi sento un artigiano del cinema anch'io, che ho sempre immaginato che il cinema è così. Sono molto contenta stasera di riceverlo, insomma, anche questo premio. Buonasera da Sabina Stilo e bentrovati alla 13ª edizione della Pellicola d'Oro, il premio assegnato alle maestranze del cinema e della fiction. Quest'anno, come potete vedere, la location è cambiata, ci troviamo appunto nell'iconica strada di Via Veneto, Porta Vinciana ci fa da cornice. Questa è una scelta precisa dell'organizzatore Enzo De Camillis, sostenuta dal Comune di Roma, dagli addetti ai lavori, per contribuire in qualche modo, ecco, a rivalorizzare dal punto di vista artistico Via Veneto. Un saluto al nostro direttore Enzo De Camillis, che invito qui sul palco, che sottolinea con questo... Io usualmente non salgo sul palco, come gli amici sanno, però in questo caso specifico ci tengo a sottolineare e a ringraziare lo Stato Maggiore della Marina, che sono 10 anni che lavora con noi. Sì. E quindi un grazie particolare ai loro maestri, al loro come posso dire, adesione alla Pellicola d'Oro, e in questo caso il nostro direttivo vuole ringraziare e premiare lo Stato Maggiore con un nostro riconoscimento della Pellicola d'Oro, e invito il maestro Barbacarlo a ritirarlo.
Grazie. Ecco, invitiamolo sul palco, grazie. Con questa sorpresa, con la marcia della Marina Militare, ha visto? Buonasera a tutti, a nome ovviamente dello Stato Maggiore della Marina Militare e permettetemi a nome della banda musicale della Marina Militare, istituzione all'interno dell'istituzione. Ok, e allora iniziamo con le premiazioni, iniziamo con il miglior tecnico di effetti speciali. La pellicola d'oro 2023 Cinema a Roberto Ricci per il film Bravo di Kim Ross. Sono il primo premiato, Non è mica tutti i giorni. Miglior tecnico di effetti speciali, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Maurizio Corridori per la serie Sopravvissuti di Carmine Elia. No, volevo ringraziare per questo progetto tutti i miei collaboratori che, essendo stato insomma un lavoro abbastanza importante per me. Miglior capo elettricista 2023. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Mauro Pescetelli per il film Il mio nome è Vendetta di Cosimo Gomez. Ben trovato, prego. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Maurizio De Paul per la serie The Bad Guy di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Prodotto da... Prego. Allora, miglior direttore di produzione, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Matteo Leurini per il film Bla Bla Baby di Fausto Brizzi. Un onore essere qui, ringrazio sicuramente tutto il reparto di produzione del film, Fausto Brizzi e Gianluca Leurini e Roberto Leone, che sicuramente senza di loro oggi non so se sarei qui, quindi grazie. Miglior direttore di produzione, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Paola Vargas per la serie Christian di Stefano Lodovichi e Roberto Sacucci. Complimenti. Grazie mille, sono emozionata. Naturalmente anch'io ringrazio tutti i collaboratori. Adesso ci concediamo una pausa musicale. Il primo brano che andremo ad ascoltare, il maestro Antonio Barbagallo dirige, dedica questo brano della serata al maestro Ennio Morricone, Metti una sera a cena, il film diretto nel 1969 da Giuseppe Patroni Griffi. Canta Monica De Propris.
E allora Nancy, quanti premi? Quanti premi? Questo sembra pesantissimo, posso? È bello, Ah, no, guarda dai, che bello, dai. guarda questa realizzazione, è veramente bello. Sei contenta? Bello. Sono molto contenta e se posso lo vorrei dedicare proprio alle maestranze che aiutano tantissimo il film e che tanti non conoscono, sono dei mestieri importantissimi. Un film non è l'opera di una persona, è un'opera corale, ma non corale degli attori e del regista, di un sacco di gente, e questa gente viene premiata questa sera e sono molto contenta. È per voi e con voi. Allora, proseguiamo con la premiazione per il miglior capo macchinista. Chiamiamo il produttore della Palomar, Carlo degli Esposti. E l'umidità. Per il miglior capo macchinista, la pellicola d'oro a Luciano Mastropietro per il film Io sono l'abisso di Donato Carrisi. Allora, sappiamo purtroppo che Luciano Mastropietro... Luciano non c'è più. E quindi... È stato un macchinista molto assiduo nella nostra società, nella Palomar, una colonna dai romanzi storici di Camilleri al Barlume, fino ad arrivare, insieme a tanti altri titoli, fino ad arrivare al film di Carrisi. È una mancanza molto grande che sentiamo tanto, e quando se ne va un ragazzo giovane e di una generazione di macchinisti che hanno insegnato il mestiere alle generazioni successive, è un grande dispiacere. Salutiamolo, facciamogli Lo salutiamo. E chiamiamo anche sul palco, sì, per ritirare il premio i figli Martina e Marco. Io vorrei anche aggiungere che tutti hanno votato all'unanimità, c'è stata proprio una richiesta corale da parte di tutto il cinema per assegnare il premio a Luciano Mastropietro. E allora, buonasera a tutti, volevamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso al nostro padre di ottenere questo riconoscimento. So che dietro questo premio c'è molta stima e molto affetto. Quindi tenevo a ringraziarvi a nome mio, Marco, a nome di mia sorella Martina, di mia madre Roberta e soprattutto a nome suo, il nostro padre che purtroppo non c'è più, Luciano Mastropietro. Grazie a tutti e buona serata. Il miglior capo macchinista è Flaviano Ricci per la serie The Bad Guy. Buonasera a tutti, volevo ringraziare tutta la mia squadra e dedicare questo premio a mia moglie e mia figlia, Veronica e Alessandra. Miglior attore votato dalla troupe La Pellicola d'Oro 2023 Cinema, Fabrizio Gifuni, per il film Esterno Notte. Non so se vuole proprio un saluto veloce. Un saluto veloce e un ringraziamento a tutte le maestranze, perché questo è un premio importantissimo per noi attori, proprio perché viene dalle persone con cui stiamo a contatto tutti i giorni. Miglior attore votato dalla troupe La Pellicola d'Oro 2023 Fiction, Massimiliano Gallo, per la serie Vincenzo Malinconico di Alessandro Angelini. Che cosa dire? Che quando ritiriamo i premi diciamo sempre cose molto scontate, però questo è veramente un premio a cui, come diceva Fabrizio, gli attori tengono molto, perché quando ti arriva un complimento da uno delle maestranze sai che ti arriva da una persona che sta sul set tutti i giorni. E adesso andiamo alla premiazione per il miglior storyboard artist 2023. Miglior storyboard artist, La Pellicola d'Oro 2023, Cristiano Donzelli per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Questo è per voi. Buonasera a tutti, sono contentissimo di ricevere questo premio per un progetto così importante. Miglior storyboard artist, La Pellicola d'Oro 2023 Fiction, Marco Valerio Gallo per la serie Le Fate Ignoranti.
Innanzitutto sono contento di questo premio, sarà contento anche Ferzan, ve l'assicuro. sì. Quest'anno festeggia 50 anni di carriera, un grande applauso per Eleonora Giorgi. In questi giorni, a 19 anni, 50 anni fa, debuttavo alla Safa Palatino nel mio primo film. In realtà avrei dovuto sostenere un esame d'ammissione all'Istituto Centrale del Restauro. Ma Tonino Cervi, figlio di Gino Cervi, cercava una protagonista per un suo film. Vide una mia foto pubblicitaria, non facevo la modella, una cosa fatta così, e mi cercò e mi offrì questo film. Perché ve lo racconto? Perché era un ruolo di protagonista. Così io mi trovai a esordire alla Safa Palatino con una troupe che arrivava dal set di Ludwig di Visconti ed era quella di Armando Nannuzzi. Vi prego, battiamo le mani perché la storia del cinema. È vero. Quindi io ero completamente ignara della tecnica cinematografica e la troupe di Nannuzzi, macchinisti e elettricisti. Al primo ciak mi danno un primo piano in avvicinamento alla macchina da presa con uno stop preciso. Io parto e naturalmente mi ferma un segno sbagliato e naturalmente dico no stop e il capo macchinista mi si avvicina e mi fa: Ani, bisogna che sto segno lo vedi senza guardarlo. E io gli ho detto: ma vedere senza guardare? Dice: prova, vedrai che ci riesci. Ecco. E ci sono riuscita, ho imparato tutto da loro, ho imparato tutto della tecnica, perciò grazie a quelli di voi che ci sono qui, 50 anni, sarete i figli e i loro eredi. Beh, che belle parole, quanta riconoscenza e perché gratitudine. mi hanno insegnato tutto, Sì, giocavo ecco, perché avevo 19 anni, ma mi insegnavano tutto loro. Complimenti, grazie. complimenti. Allora consegniamo il premio. Grazie infinite e alla prossima, chi lo sa. Con il miglior attrezzista di scena. Allora, miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Claudio Stefani per il film Io sono l'abisso di Donato Campana. Ringrazio tutti perché è sempre un piacere ricevere un premio. Lo condivido con tutto il reparto di scenografia perché da soli si fa poco e lo dedico a Luciano Mastropietro perché è l'ultimo film che abbiamo fatto insieme. Grazie. Miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2023, Fiction, Maurizio D'Achille, nella serie Noi di Luca Ribuoli. Non è presente, avremo modo di consegnarlo Benissimo, e di fargli i benissimo. complimenti. Il premio, chiedo scusa, come miglior sartoria cineteatrale cinema, la pellicola d'oro 2023, va a Roca G di Russo Catello per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Questo è importante, quindi c'è una che se lo domanda. merita, anche se su un film sul quale io ho vissuto come giovane quella stagione, avrei molto da ridire. Vabbè. Non mi prendo misura tra persone perché il mio cuore batte a 1000. Allora, sempre nella serie miglior sartoria cineteatrale cinema, la pellicola d'oro edizione 2023, La bottega di Alice per la serie Il Re di Giuseppe Gagliardi. Complimenti. Grazie. Bene. Grazie a tutti per questo riconoscimento e lo dedico a tutti i costumisti che hanno avuto fiducia nella nostra struttura. Grazie. E allora un altro momento musicale, sempre il maestro Antonio Barbagallo con la banda musicale Marina Militare, Nino Rota con 8 e mezzo, con questa colonna sonora, così diamo intanto il tempo ai musicisti, ai maestri d'orchestra di posizionarsi, che il maestro Rota, dicevo, sottolinea con la sua musica il processo proprio narrativo di Fellini che alterna momenti di flashback ad attimi di reali.
Complimenti, 8,5 di Nino Rota, colonna sonora del film del 1963, girato dal regista pluripremiato Federico Fellini, considerato uno dei capolavori. Sì, allora, miglior attrice 2023, votata dalla Troupe. Migliore attrice votata dalla Troupe, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Margherita Bui, per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Complimenti a Margherita Bui che non è presente, qui vediamo la clip. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà l'onorevole Aldo Moro. Migliore attrice votata dalla Troupe, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Silvia D'Amico, per il film, per la fiction Christian di Stefano Ordovichi e Roberto Sacucinardi. Che bella soddisfazione. Grazie, bellissimo. No? Ecco. Sì, sono molto contenta, grazie mille. Grazie. E guarda, l'hanno dedicato tutti alla famiglia, moglie, fidanzati. Non ho qui questa sera, non c'è nessuno della mia famiglia, non lo saprà nessuno. Voglio dedicarlo alla mia famiglia acquisita, che è appunto la Troupe. Miglior salta di scena Gianna Di Folco per il film Il Principe di Roma di Edoardo Falcone. Grazie a lei. Miglior salta di scena Gianna Taddeo per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Complimenti anche a lei. Grazie mille. Come tutti vorrei ringraziare anch'io qualcuno ed è mio marito. Grazie. Premio Giovani 2023, questa è una giuria composta dagli allievi della scuola Cine TV Rossellini e quindi il premio a chi va? Le 8 montagne. È un riconoscimento che ci ha riempito di gioia e anche gratitudine. È stato un film molto complesso, un film corale. Sì. E ringraziamo va a tutte le persone che hanno partecipato al film, dal primo all'ultimo. Grazie. Bene, complimenti. Allora consegniamo. Come attrice protagonista del film Quel posto nel tempo abbiamo Giovanna Rei. Grazie. Ecco, questo, bene, e grazie, complimenti. Allora, miglior operatore di macchina, pellicola d'oro 2023, Roberto Gentili, per il film Il Principe di Roma di Edoardo Falcone. Grazie. E consegniamo il premio. Allora, Buonasera. Miglior operatore di macchina, pellicola d'oro 2023, Sebastiano Bazzini, per la serie The Bad Guy di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Grazie a tutti, grazie alla giuria. Allora, miglior maestro d'armi, stuntman, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Diego Guerra. Non è Diego Guerra, ma è Buonasera a tutti. Agostino De Cesaris, ecco, perché so che Guerra è impegnato sul set. Guerra questa sera è impegnato su un set. Miglior maestro d'armi, stuntman, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Emiliano Novelli, per la serie Bang Bang Baby. Allora, Emiliano Novelli purtroppo non c'è stasera, dovrebbe ritirare Maurizio Corridori. Emiliano ringrazia tutti, sta lavorando fuori e la prendo per lui e la porto a casa sti giorni. Grazie, ciao ragazzi. Grazie Maurizio. Cristian De Sica. Ciao. Ben trovato. Beh, insomma, è stata una bella, fatta una corsa, ho fatto una mangiata fantastica qui in un posto che si chiama Allegrio, ve lo consiglio, una pizza straordinaria. Beh, che dire, io sono contento di ricevere questo premio, questo l'avranno detto tutti, ma sono contento soprattutto che questo premio va alle nostre maestranze, quindi gli elettricisti, i macchinisti, i direttori di produzione e tutti quelli che fanno il cinema, perché senza di loro noi non saremmo niente. Quindi sono doppiamente contento di questo premio e di questa iniziativa. Io adesso sono tornato da 2 giorni da Ventotene, ho finito di fare un film insieme a Sabrina Ferilli, a Silvio Orlando, un sacco di attori, e devo dire che c'era una troupe anche inglese che ci invidiavano i nostri elettricisti e i nostri macchinisti, perché noi e tutte le maestranze siamo i più bravi del mondo, quindi questo premio
è non meritato, è meritatissimo da voi. Abbiamo uno straordinario Made in Italy da valorizzare e sostenere. Complimenti a Christian De Sica. Grazie a voi, buone vacanze. Buone vacanze. Anche a Roma, io me le faccio a Roma. E adesso proseguiamo con miglior capo costruttore. Miglior capo costruttore, la pellicola d'oro 2023 Cinema a Massimo Chessari per il film L'immensità di Emanuele Crialese. Chessari. Complimenti, tanti. Miglior capo costruttore, la pellicola d'oro 2023 Fiction a Luigi Sergianni per la serie I delitti del bar Lume di Eugenio Cappuccio, Rowan Johnson, Milena Cocozza. Questo è il premio meritatissimo. Prego. Lo dedico ai miei figli e tutti quelli che hanno collaborato con me. Miglior creatore di effetti microfono, sonori, scusi. la pellicola d'oro 2023 New Digital per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Magari al microfono, salve. Salve, Gianluca Basili. Gianluca Basili, eccoci. Ringrazio i miei collaboratori e collaboratrici. Una scuola di formazione. Allora, miglior creatore di effetti sonori, fiction. Thomas Giorgi per la serie The Bad Guy. Grazie, lo condivido con Andrea Caucci e Marco Ciorba che hanno collaborato con me su questo progetto e ci tengo anche a condividerlo con tutti i miei colleghi, la mia categoria. Rino Barillari, Maurizio Riccardi e Marco Geppetti. Monumenti per ritirare questo premio. Tra i fotografi italiani, dove sono? Buonasera a tutti. Buonasera. C'è un appuntamento all'Aris Bar. Allora sì. Vediamoci. Va bene, allora c'è sempre questo grazie a Rino, tieni Rino. con i paparazzi. Geppetti, allora, guardate che meravigliose queste immagini che intanto scorrono. Ragazzi, complimenti. Ricordatevi no. Sono tutti pagati, non problema. Ragazzi, ricordatevi, questa è la cartolina di Roma. Sì. Riflettetevi perché è importante. Via Veneto è l'orgoglio dell'Italia. E un brano musicale, maestro Antonio Barbagallo, omaggio ad Alberto Sordi. Adesso i brani che andremo ad ascoltare, realizzato tra l'altro realizzati da Marco Marzi, una fantasia di temi musicali che hanno accompagnato la carriera cinematografica di Alberto Sordi, composte dal celebre musicista Paolo Piccioni. Le melodie che ascolteremo, anzi andiamo a scoprirle insieme.
locale della Marina Militare diretta dal maestro capitano di vascello Antonio Barbagallo, che ci ha letteralmente fatti tornare indietro di tanti anni, rivivendo insomma un po' tutti insieme tante emozioni legate a quel periodo. Siamo arrivati alla conclusione, allora chiamo sul palco per i ringraziamenti Enzo De Camillis. Enzo, ti aspettiamo tutti per applaudirti, per farti i complimenti. Hai realizzato anche quest'anno una serata super, straordinaria. Bravo. Io, come tu sai, salgo soltanto per salutare e ringraziare i nostri titoli di coda. Ci tengo, se ci sono i premiati e i premianti, se possono salire sul palco per fare una foto ricordo, questo ci fa molto piacere. Quindi non vi vedo qui con le luci, però vi vedo che ci siete, venite sul palco, ci facciamo questa foto. Niente, Facciamo una foto finale tutti vi vergognate. insieme per ricordare. Nel frattempo io serata. comunque saluto. Stanno arrivando, perfetto, Sì. Questo mi fa piacere. Intanto saluto i nostri titoli di coda, le aziende che ci hanno aiutato e hanno collaborato a questo evento. Parliamo di Alberto, grazie Stefano, grazie a Emiliano Portone e Amato Mastro Giovanni per le riprese, ad Alberto Balsamini che già abbiamo detto poco fa. Ma sai, sono talmente tanti che mi perdo, Alberto. Lo stabilimento cinematografico Studios, Maurizio Riccardi, il nostro fotografo, Francesco Fusco, il nostro ufficio stampa, Paolo Masini, Erika, prego, Michela e il nostro vicepresidente Gianluca Leurini. Grazie. Qui, ecco. Vicino Enzo, prego. Mi devo mettere accostato. Grazie e spero al prossimo anno. A presto. Grazie a tutti, ci ritroviamo il prossimo anno, grazie, buona estate a tutti e complimenti.